Tagliati tutti gli enti sotto indagine giudiziaria o amministrativa. Ad accedere ai finanziamenti regionali per i corsi di formazione sono rimaste 176 sigle, che si dividono una torta di 171 milioni e 977 mila euro. Il top va al CEFOP, ente in amministrazione straordinaria, che ha evitato il fallimento e che ora è a un passo dalla vendita a un nuovo gruppo della regione. Ottiene 16 milioni e 227 mila euro. I decreti che ufficializzano questo elenco e assegnano quindi i soldi verranno completati entro il 10 novembre prossimo. Da quel momento niente potrà lavorare ai corsi del 2014, che in linea di massima saranno una riedizione di quelli dell'anno appena concluso, finanziamenti per la prima volta con i fondi europei. Tra gli enti agrigentini ammessi a finanziamento abbiamo Ace FI di Canicattì con 208.980 euro, Ago con 211.680 mila euro, AX Agrigento con 1.900.060 euro, Accademia Palladium con 857.520 euro, AFEL con 104.490 euro, Euroform con 626.940 euro, CEFOP con 16.227.895 euro, Ciapa Atta Agrigento con 487.620 euro, Pegaso Agrigento con 208.980 euro, EFAP regionale con 10.144.738 euro, ECAP Agrigento con 2.258.966 euro, ENAIP Agrigento con 1.117.150 euro, Human Capital Agrigento con 1.048.930 euro.